Rilanciare l'immagine e la reputazione territoriale anche attraverso la comunicazione digitale è quanto sta facendo Cavallino Treporti proprio in questo periodo, coinvolgendo professionisti della comunicazione social e web come i travel blogger e gli influencer. Stiamo cercando di sfruttare un pochino tutti i canali promozionali messi a nostra disposizione. Uno di questi canali senz'altro quello degli influencer, dei blogger, degli instagrammer. E abbiamo pensato, ma non solo noi, è un'azione che fa la Regione, è un'azione che facciamo noi come territorio, di invitarli da noi e far vedere un pochino la nostra realtà, la sua gastronomia, le sue bellezze naturali, tutto ciò che c'è qui a Cavallino Treporti, i percorsi culturali, il rifacimento, la rimessa a punto delle fortificazioni della Prima Guerra Mondiale, è un percorso anche questo, la Via dei Forti, molto importante, poi le aziende ricettive che sono senz'altro un aspetto molto importante. Che tipo di vacanza facciamo? La sicurezza, la certezza che diamo alle famiglie che vengono qua a passare le vacanze da noi. C'è tanto da vedere a Cavallino Treporti. L'iniziativa fa parte del grande progetto A Braccia Aperte, con il quale il Comune e gli operatori turistici hanno donato ai medici impegnati nell'emergenza Covid-19 e alle loro famiglie oltre 1000 settimane di vacanza e ora la seconda fase del progetto riguarda la promozione reputazionale del territorio, che vanta la seconda spiaggia d'Italia per numero di presenze e la prima del Veneto, sfruttando anche quei canali sottovalutati dai più fino a qualche anno fa. È iniziato un percorso in un momento particolare, quando abbiamo pensato di dare un contributo fattivo alle persone che ci hanno accudito, ai nostri angeli sanitari, in un momento in cui il Covid ancora era molto presente e purtroppo le strutture erano piene. Abbiamo pensato di offrire dell'ospitalità. Proprio per offrire l'ospitalità a queste persone abbiamo anche messo in campo un concetto importante, la reputazione del nostro territorio. Quindi questi due valori importanti, un'azione di beneficenza, di charity e un'azione di rafforzamento della reputazione. Il limite di parlare senza vedere, senza toccare con mano è molto frequente e noi sappiamo che quando una persona fa una esperienza, prova un'emozione, vive una giornata a Cavallino Treporti, poi ci torna. Ci sono tutte esperienze che rimangono nel cuore. Allora abbiamo detto: bisogna provare per appunto apprezzare, e così siamo andati avanti. Le persone, i bloggers, gli influencer devono vivere un'esperienza importante nel nostro territorio.